Buonasera signori telespettatori di Nova Forru, siamo arrivati al grandissimo appuntamento di questa sera, Scapoli contro Ammogliati. Tra un po' arriveranno le formazioni, vediamoli ora schierati per linee nazionali. Ed ecco, sono arrivate le formazioni grazie al collega Sergio Vacca. Ringraziamo Sergio Vacca per le formazioni, eccole. Gli Scapoli o Bagadius giocano con Mandis Mauro in campo, vediamolo inquadrato in questo momento. I due terzini sono Mazzeo Francesco e Pilloni Massimo. Sulla mediana abbiamo Farris Ignazio, stopper Farris Giorgio, libero, o perlomeno libero di maglia, Orru Marcellino, 7 Cabidu Gianmarco, 8 Orru Franco, 9 Orru Tiziano, 10 Mandis Andrea, 11 Scibilla Giuseppe. Per gli Ammogliati o Coiausu, ecco la formazione: Cilocco Ezio, questo qui è un fuori quota, purtroppo non si è riusciti a trovare un portiere ammogliato e hanno schierato in campo questo giovanissimo portiere. I terzini sono Fenu e Piras, rispettivamente con la maglia numero 2 maglia numero 3, numero 4 Pucedo Silvano, numero 5 Pistis Gianni, che indossa un particolare tipo di calzoncini, numero 6 Fenu Bernardino, 7 Serra Paolo, 8 Micheli Franco, 9 Aramo Mario, 10 Vacca Marino. Questo è un eccezionale ritorno, quello di Vacca Marino, anche lui con gli eccezionali e specialissimi calzoncini. 11 Pilloni Salvatore, che è il grande organizzatore di questa partita. La partita è iniziata a pochi istanti, non c'è stato nulla di eccezionale e intanto c'è stata una rete, c'è stato un gol. Dovrebbe essere stato Cabildu, è stata una mischia eccezionale, purtroppo penso che neanche il nostro cameraman è riuscita a prenderla. Chiedo conferma. Ha segnato Cavidu, è stata una mischia, la palla è andata sull'angolo sinistro del portiere Cillocco, che come già detto non ci è sembrato molto sicuro in questa prima parte della gara. Segnata ai blu cerchiati, Bernardino, Fenu per Aramo. Aramo controlla e c'è questo scontro fra i due giocatori, fra Orru e Aramo. Vacca avanza tutto solo alla fascia libera, cerca di liberare, potrebbe passare al compagno libero smarcato Pucedu, ma non lo fa, preferisce guardarsi. Libero ora Pucedu, grandissima azione di Vacca, Pucedu si allarga troppo il pallone, sbaglia Fenu e Scibilla recupera e tocca palla, lascia scorrere. Eccezionale gol! Franco. Eccezionale gol del nuovo entrato! Eccezionale! Emil, quale è scaturito, ricordiamo, il primo gol degli Scapoli, ancora lui, Orru! E per poco Cillocco non combina un'altra delle sue, per poco. Quasi gol, Orru esce il triangolo, Farris. Grandissima azione questa, tutta di prima. Mandis, il fuoriclasse degli Scapoli con la maglia numero 10, finta, eccezionale finta. Farris, Cavidu solo, non si oppone nessuno e sbaglia clamorosamente. Sentite i fischi del pubblico per questo giocatore. Ha sbagliato, l'autore del primo gol degli Scapoli ha sbagliato un gol quasi fatto. Mentisce. È incredibile, sbaglia Iba portavuota e il portiere Mandis Mauro che imita Ighitta, e ancora lui, incredibile azione di questo portiere Mandis Maurus. Occasioni, parliamo di Iba Pietro, quello con i capelli bianchi. Giorgio Farri sta solo di fronte al portiere e gol! Gli Scapoli hanno segnato con Farris e alcune spinte, ma Feno si tocca i baffi, ma penso che non sia nulla di serio. È incredibile, sa dell'incredibile questo gol. L'abbiamo detto che il portiere Cillocco non era degno di questa squadra.
Penso che l'autore del gol sia Andrea, vediamo a esultare. Esultare, i due stanno ancora a terra che compagno lo fa in questo momento per Ibba. Ibba, grandissima azione, basta un tocco, c'è, arriva, rete, gol! È incredibile, ha segnato Ibba, 3-2, la partita si riapre, cari amici, ma riceve palla in questo momento, controllo difettoso ma bellissimo per Ibba Salvatore, si distende, tiro, parata di Mandis. Parata di Mandis, eccezionale questa fase finale della partita. Arriva questo gol! Piras per Ibba Salvatore, tocca! Cince spiega sulla palla, rigore, è calcio di rigore, l'arbitro ingiustamente non l'ha assegnato ma c'è stata una spinta su Tore Ibba, è incredibile. Calcio di rigore! Io ho già fatto la formazione anche nella televisione. Venga, faccio vedere. Remes batte Scillocco, Piras per Miceli, lungo lancio, è incredibile, controlla, gol, Ibba ha segnato, 3-3, sono con un protagonista dell'incontro, Fenu, che si è dannato, ha dato l'anima per questa partita. Fenu, com'è andata allora? Penso benissimo. Aspettava un pareggio? No, la vittoria. Benissimo, purtroppo bisogna accontentarsi. È stato qua il protagonista, ha segnato il gol della vittoria, Ibba. Allora, come si sente essere il protagonista del gol? Noi non siamo mai protagonisti, siamo decubertiani. Importante partecipare. Grazie Ibba. Ecco qua un protagonista di questa giornata, Mandis, numero 10 degli Scapoli. Commento a freddo da parte di Mandis. È stata, devo dire, una partita molto maschia, molto combattuta, ha riportato la frattura del ginocchio destro, penso sia niente di grave. Comunque una partita molto bella, giocata ad alti livelli. Immaginava questa resistenza da parte dei suoi avversari? No, pensavo fossero molto più deboli, invece ci hanno dato filo da torcere, anche se poi alla fine siamo riusciti a contare questo pareggio, anche merito di questi, appunto, di questi giocatori che non sono affatto deboli come pensavamo. Da parte sua, la sua prestazione, come giudica la sua prestazione? Beh, diciamo sono stato molto fortunato in occasione del gol, anche perché nessuno, il portiere è sbilanciato, nessuno è riuscito a intervenire, la palla è andata in gol. È tutto, grazie a Mandi. Ed ecco qua un altro protagonista, un altro giocatore da parte degli Scapoli. Com'è stata la sua partita? Ma penso che per il poco allenamento che abbiamo avuto sia stata una partita molto interessante. E sul piano individuale lei come ha giocato personalmente? Personalmente ho fatto la mia partita. Altro protagonista, cosa ne pensa allora di questo incontro? Ma sinceramente abbiamo pareggiato, insomma, anche, nonostante abbiamo vinto ai rigori, abbiamo pareggiato, la partita è stata pari, insomma. Onore a Farris per queste parole, il suo voto, lei si dia un voto per la sua prestazione. 6,5. Ma quale 6? È contento? Contentissimo. Grazie anche Farris. Arrivederci. Pregherei di inquadrare il campo, qui c'è stata la grande impresa, la grande partita, ormai è finito, la luna sta incominciando a illuminarsi, grazie. E il sole è ormai al tramonto.